tutti e benvenuti in questa giornata storica per il popolo veneto. Mi chiamo Barbara Rossetto ed ho il piacere oggi di essere qui assieme a tutti voi in questa giornata storica per inaugurare il leone marciano più grande al mondo. Sarà un pomeriggio di festa. Sarà un pomeriggio di festa, ma anche di storia, nonché di consapevolezza, che culminerà con la celebrazione della posa del leone. Seguirà una bellissima festa, come è nella nostra più splendida tradizione, con un lauto rinfresco organizzato dal Comitato Identità Veneto e da tutti i cittadini di Trissino. Grazie ancora. Prima di iniziare, permettetemi comunque di ringraziare tutti voi che siete qui presenti oggi, gli amministratori di Trissino, nonché tutte le autorità presenti qui sul palco. L'opera è stata realizzata dal Comitato Identità Veneta in collaborazione con l'amministrazione del Comune di Trissino, per regalare ai veneti il simbolo che rappresenta le nostre radici, il nostro spirito e un lascito importantissimo per le generazioni future. Questa iniziativa insegna a tutti noi quanto sia importante per la comunità, per il territorio, per la collaborazione fra il pubblico e il privato, fra cittadini, imprese ed associazioni, unite alle amministrazioni locali, che insieme possono contribuire a realizzare piccoli e grandi obiettivi per i veneti. Privati cittadini hanno lavorato con l'amministrazione per regalare ai veneti il simbolo che rappresenta una storia importante e fiera. Chiamerei qui sul palco i rappresentanti dei componenti Identità Veneta, Giampaolo Gentilin, presidente ed ex campione di volley, Giovanni Cerato e Simone Gentilin, entrambi consiglieri di maggioranza, i quali hanno materialmente donato la statua del leone marciano che andremo ad inaugurare. Salve, buon pomeriggio e grazie di essere qui numerosi. È una grande emozione questa qua, io sento veramente emozionato. Niente. Volevo dire solo poche parole, perché non sono un oratore di professione, pertanto. Niente, da qualche anno a questa parte vediamo esposte bandiere marciane in molti luoghi, lungo le strade, appese alle finestre, bene in vista durante le manifestazioni sportive. Si sente parlare di Veneto, di Serenissima Repubblica, si tengono corsi di lingua veneta. Recentemente abbiamo appreso che dall'anno prossimo verrà inserito lo studio della storia del Veneto nelle scuole. Finalmente. Un anno fa i veneti hanno risposto sì al referendum per l'autonomia. I veneti si stanno svegliando. Veneti, svegliemose fuora, svegliemose fuora. La nostra regione non crea debito pubblico, ma produce PIL, prodotto interno. Produce residuo fiscale, soldi che ogni anno mandiamo a Roma. Il Veneto non ha bisogno di Roma, è Roma che ha bisogno del Veneto. E allora veneti, riappropriamoci della nostra vera identità. Tratteniamo sul nostro territorio le nostre risorse e usiamole per i nostri figli, per il loro futuro e per i figli dei nostri figli e anche dei nipoti. Grazie Paolo. Grazie. No? Allora, oggi cosa siamo venuti a fare qui? Qui siamo per inaugurare quella statua, il leone di San Marco, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia. Badate bene,
Il leone di San Marco non è il simbolo di alcun partito politico, ma è il simbolo di tutti noi veneti, senza se e senza ma. Grazie. Quando passiamo di qui, indichiamo questo leone ai nostri figli, ai nostri nipoti. Parliamo loro della nostra storia millenaria, parliamo loro dei nostri padri, costretti ad emigrare dopo che la Serenissima Repubblica cessò di esistere e passarono dal benessere alla fame. Io mi fermo qui e lascio la parola ad altri. Desidero ringraziare il sindaco Faccio, l'assessore Ramina, tutta l'amministrazione comunale e anche le forze dell'ordine che sono qui vicino a noi. Un grazie di cuore va agli imprenditori trissinesi e a tutti i cittadini che hanno contribuito economicamente per portare a termine questa grande opera. Grazie di cuore a tutti voi, sempre generosi e sempre pronti. Ed infine, ma non per ultimi, desidero ringraziare i consiglieri comunali Gentilin Simone e Ceranto Giovanni, qui vicino a me, in arte Janso, per il grande contributo reso in termini di tempo e di impegno personale per il buon esito e riuscita di questa festa. Grazie ragazzi. Un saluto a tutti voi qui presenti, un saluto veneziano. Veneti, Portera, Palmar, San Marco, Portera, Palmar, Portera, Palmar. Grazie e buon proseguimento. Grazie infinite. Adesso passerei, visto che l'ha nominato, la parola all'assessore trissinese alle attività produttive, bilancio, edilizia privata e identità veneta. Gianpietro Ramina. Eccolo qua alle tue spalle. Arrivo alle spalle ma senza incutere timore. Intanto scusate, sono emozionato perché così tanta gente, così bella, così allegra, così festosa mi riempie il cuore veramente di gioia. Io non faccio nessun riferimento da un punto di vista intellettuale o pro o contro, no, faccio un riferimento di tipo storico. Oggi siamo qui in questa meravigliosa piazza a fare giustizia da un punto di vista storico. Perché? Perché andiamo ad inaugurare un simbolo, come tale è importante che resti simbolo, con l'aiuto di tutti i trissinesi, con l'aiuto dell'amministrazione che ringrazio, con l'aiuto di tutti quelli che hanno lavorato, non vorrei dimenticarne qualcuno per non mancare di rispetto, affinché questa opera fosse realizzata. Ricordo che comunque siamo partiti 3 anni fa, la burocrazia italiana sapete com'è fatta, però non abbiamo mai perso la speranza e siamo arrivati finalmente all'inaugurazione. Come dicevo prima, noi facciamo una giustizia storica, perché ricordo che ben 5.000 di questi simboli sono stati distrutti per distruggere un popolo. Quando a un popolo noi togliamo il simbolo, togliamo la sua identità. Non dobbiamo cascare nei tranelli provocatori, e io li sento, non sono né sordo né tantomeno incapace di intendere e volere, che ostacolano il nostro percorso. Ricordate, ce ne sono tanti, perché non
non per colpa loro, per ignoranza, perché l'ignoranza è uno che ignora e ci è stata fatta una inculcazione a livello, io lo definisco violenza mentale, nelle scuole, negli asili, in tutte le istituzioni, perché dobbiamo restare schiavi. Questo è un simbolo della nostra libertà, è un simbolo che ci permette di alzare la testa, ma per alzare la testa dobbiamo essere in grado di appropriarci della nostra identità, e questo è il simbolo che è nostro. Un certo signor Benetto Giraldon era stato incaricato dalle municipalità francesi a distruggere tutto quello che doveva simboleggiare la nostra Venezia, e l'ha fatto con grande correttezza, ma anche e soprattutto con grande meticolosità. Se voi andate a guardare gli archivi storici, non è il caso adesso di andarli a disturbare, troverete con quanta meticolosità passavano casa per casa a distruggere tutto. Però per quanto si riesca a fare, l'uomo non riesce a distruggere il nostro pensiero, non riesce a distruggere un'identità, non riesce a distruggere quello che noi siamo stati e che saremo nei secoli. Alcuni si sono salvati, l'Austria ha permesso che questi rimanessero, e noi da questo palco lanciamo un messaggio. Ogni amministrazione, e vedo tanti sindaci, vedo tanti rappresentanti istituzionali, ponga all'interno del suo territorio un leone, lo metta a vigilare come vessillo che serva di riconoscimento per noi veneti e ci permetta di andare avanti. Guardate che è molto importante, è importantissimo questo. Prendetene atto, i soldi si trovano, per queste iniziative dobbiamo trovarli. L'invito che rivolgo è di farlo, anche magari uno all'anno, mi va benissimo, ma invertire il senso di marcia che è stato fatto. Io non aggiungo altro perché sono in tanti che devono parlare, sono più bravi di me, io sono più abituato a lavorare che non a parlare. Comunque vi ringrazio della presenza, siete tutti stupendi e meravigliosi. Partera, Parmar, Samarco! E a rappresentare le istituzioni venete abbiamo uno dei componenti più importanti, più in vista. Un grandissimo applauso per il Presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti. Grazie. E non sono da solo, perché oggi qua a rappresentare la Regione siamo in parecchi, dal collega Marino Finozzi, ho visto il consigliere Guadagnini, gli assessori Marcato e Lanzarin, mi dicono senti, se te vuoi rovinare la festa, vade anche che se posto, tanto. Se c'è gente fra i veneti che vuole comunque rovinare ai veneti la storia e la festa, va dall'altra parte, semplice. Senti, Tasito. E ora Tasi. Senti, se te vuoi rovinare la festa, continua così, bravo Faghine. Ancora non inaugureremo un monumento, come diceva prima Ramina, inaugureremo un simbolo, perché il Leone di San Marco è un simbolo e lei riconosciuto la forza che ha in maniera straordinaria in tutto il mondo. E noi altri siamo fieri della nostra storia, della nostra cultura, della nostra identità, e lo vedrei anche a martedì quando Zaia con il governo firmerà un accordo di intenti per insegnare la storia veneta a scuola. C'è chi che fa robe e c'è chi che ciaco, ma è così. E noi altri siamo eredi di che storia, e che storia vogliamo continuarla, mettendo dentro di più, arricchendo ulteriormente tutto quello che facciamo nei nostri atti, nel nostro lavoro, arricchendo anche dei nostri valori che si rappresentano anche il simbolo, perché il Leone di San Marco ha sempre rappresentato non un simbolo di dominazione, di occupazione, ma un simbolo con cui la Repubblica andava a proteggere territori, andava a tutelare la cittadinanza. Quello è il simbolo, non è un simbolo di occupazione, non è mai stato il Leone di San Marco. E diffondeva e tutelava anche il diritto della Serenissima, dove che il simbolo era. Un simbolo che dappertutto si è riconosciuto come
maestà, potenza, saggezza, giustizia, pace. L'unica bandiera dove c'è la parola pace scritta sul serio c'è la bandiera veneta, da sempre, non chi che fa i pacifisti a corrente alternata come chi che si della strada. E anche rappresentava un simbolo di forza ma anche di pietà religiosa, roba che è sempre stata nella cultura dei veneti. E il mio augurio è che sto Leon possa ricordare a tutti quanti sempre l'impegno a spingere ogni giorno, quotidianamente, a tutelare quei valori che rappresenta quel simbolo, a far sì che appunto il Leone di San Marco sia presente nei nostri cori, che è il vero cemento e la vera forza del nostro popolo veneto, se cemento e non divisione, perché finché qualcuno continua a dividere il popolo veneto resteremo sempre schiavi di Roma. Viva San Marco! E parlando di istituzioni venete, abbiamo qui presente anche l'assessore allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato. Grazie, ciao a tutti. Io non credo che sia un popolo, una regione che ha la storia che ha il popolo veneto. Credo che sia un popolo che ha radici profonde come abbiamo radici noi altri. E gli occhi del Leone vediamo tutte le mattine nelle facce dei nostri imprenditori, delle nostre femmine, dei nostri uomini, tutte le mattine questi si alza, lavora, produce, paga le tasse e queste tasse dopo viene usate non proprio benissimo per mantenere altre parti dello Stato che vive sulle nostre spalle. Ecco, mi sarebbe un po' rotto i coglioni di sta roba qua, mi sarebbe un po' rotto. Allora, un passo straordinario che abbiamo fatto con l'autonomia, perché presto il Presidente Zaia con l'amica Stefani firma finalmente l'autonomia, ma non perché sia un discorso di giustizia fiscale, perché sia un discorso di giustizia e di rispetto nei confronti che se anni che porta avanti sta regione e sta regione se anni che porta avanti sto paese del Grazià. Ecco, se lo meritiamo solo per questo, e quel Leone che oggi andiamo a svelare rappresenta esattamente questo, valori, passione e storia che solo noi altri veneti avemo e dobbiamo essere fieri, orgogliosi, straordinariamente orgogliosi della nostra storia, perché nessun altro popolo è veneto come che siamo veneti noi altri. Viva San Marco! E giustamente noi altri siamo in Europa e quindi anche abbiamo qua nelle autorità uno dei rappresentanti più importanti del territorio, l'europarlamentare Mara Bizzotto. Parlo in italiano perché voglio che mi capisca a Roma anche a Bruxelles, se no si accontano sempre fra di noi altri, e quindi parlerò in italiano. Vedete, sono parlamentare europea, questa bandiera me la porto sempre in valigia. Questa bandiera, anche se la prima volta che l'ho esposta al Parlamento europeo all'interno dell'Aula che non potevo esporla perché è una bandiera di partito, questa bandiera è stata esposta, orgogliosamente esposta al Parlamento europeo, perché questa bandiera rappresenta un popolo e io sono parlamentare europea del Veneto, poi rappresento anche gli italiani e 500 cittadini europei, ma sono là per questo. E cito sempre con orgoglio quanto il Veneto è grande nel volontariato, grande nell'impresa, il Veneto c'è. Ecco, dobbiamo essere più orgogliosi di quello che siamo. Siamo lavoratori silenziosi, invece dobbiamo essere più orgogliosi. E questo Leone, che andiamo poi a scoprire, è grande come è grande il popolo veneto, è grande come siete voi, siamo noi. E quindi vi ringrazio l'amministrazione e chi ha permesso con i propri contributi di fare questa bellissima scultura. E credo che servirà anche a Erika, non so che non c'è bisogno, ma quando passerai qua, prima di andare a Roma, credo che riceverai quella carica necessaria per far capire che l'autonomia ci serve subito, e se c'è qualcuno di incerto
non ce ne frega niente, perché milioni di veneti non sono qua, perché non tutti hanno tempo di spendere qualche ora, ma il 22 ottobre c'erano a votare e chiedere autonomia. Quindi lottiamo ancora, siamo, ricordo sempre, orgogliosamente veneti, questa bandiera è la nostra storia, vogliamo bene, esponiamola, portiamola dovunque. Nella mia valigia mi dà sicurezza, mi dà serenità. Portatela anche voi in giro per il mondo, è il regalo più bello che potete lasciare quando andate in qualsiasi città. Io parto di solito quando vado in giro con la bandiera e torno senza, ma parte del Veneto, il nostro Veneto è là. Viva, grazie a tutti, grazie di essere qua, ciao! E ci ha dato il là per presentare una trissinese doc. Lei è Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, Erika Stefani. Grazie, si vede che sono di casa. Grazie, veramente grazie a tutti. È meraviglioso vedere una marea di gente così, perché qualcuno, quei di là, pensano che magari quella sia soltanto una statua o che sia soltanto un piccolo abbellimento di una rotatoria. Siccome da ministro mi ascolta in tutta Italia, stesso discorso che ha fatto la Mara, a parlo in lingua che mi capisce anche gli altri, ok? Il ministero che ha capito che quando parlo in dialetto è il momento in cui mi sono anche un po' arrabbiato. Questo non è l'abbellimento che dicono quelli di là, questo è un simbolo, è un grandissimo simbolo, è il simbolo di quello che per noi vuol dire semplicemente essere veneti. Ma qua vi dico che non sono qui solo come veneta. Quando è stato fatto il referendum dell'anno scorso, in questa meravigliosa data che resterà nella storia, che è il 22 ottobre, siamo partiti quasi a essere considerati dei visionari, perché chi in Veneto parlava di autonomia era considerato un visionario. Guarda caso, partita la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria, l'Emilia, le Marche, il Piemonte. Allora chi è che ha sbagliato? Ha sbagliato forse l'Italia in tutti questi anni a pensare e considerare che l'Italia sia tutta uguale e non pensare che invece dentro le regioni c'è un DNA, che dentro le regioni c'è un popolo. E quel simbolo lì è il popolo veneto. E non sapete con che razza di orgoglio è bello andare a Roma, in quel mondo che voi ben capite nella sua complessità, nella sua filosofeggiare, nei suoi rapporti difficili con l'Europa, ma essere là, essere veneti, ma non soltanto per avere le nostre colline, avere le nostre montagne, ma perché sappiamo lavorare tutti nella stessa maniera. Uno ne piace lavorare, che è una grande bella caratteristica, è lavorare con umiltà, è lavorare per raggiungere gli obiettivi senza tante fanfaronate per riempirsi la bocca o per andare soltanto a finire sui giornali, a tasere e lavorare. Ed è per quello che questo non è solo una statua, ma è veramente un simbolo ed è fantastico. Io apprezzo molto la decisione che è stata fatta dal comitato e la disponibilità che è stata data dal comune di Trissino di averla fatta in questa rotatoria che è l'ingresso della valle. Ed è bello dire che entriamo nella Valle dell'Agno e la prima roba che vedi è il Leone di San Marco, ma non soltanto per signori per questioni politiche, è per dire che questo è un simbolo del nostro Veneto. Qui di là sta criticando semplicemente perché stiamo mettendo una statua in una rotatoria e in un'area e sembra quasi che stiamo festeggiando che cosa sta i problemi dei FAS o cose del genere. Forse invece non hanno capito che forse noi mettendo quel simbolo lì abbiamo anche detto che questo è un territorio sul quale noi dobbiamo portare l'attenzione, dove la regione ha portato l'attenzione, lo Stato ha portato l'attenzione. Tutti noi altri sapevamo cosa è a Miteni, cosa è la problematica dei FAS, complessa, articolata, difficile, che è stata affrontata fin dall'inizio dalla Regione Veneto. E ora che la stiamo affrontando a livello ministeriale, a cercare veramente di risolvere i problemi. Quindi a quelli gli dico
visto che uno mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: non sta a fotografarti vicino a quel leone perché saresti patetica. Io la foto là sotto me la voglio fare, ma non per autoincensarmi, ma per dire che quel leone lì è un vero simbolo di quello che è il nostro essere, che semplicemente significa non essere da un partito o dell'altro, da una bandiera o dell'altra, semplicemente di essere veneti. E l'autonomia, non avete idea di che razza di lavoro vuol dire, non è solo scrivere 2 righe, significa togliere pezzi di quell'amministrazione centrale, ministeriale, e di portarli qua in Veneto. I grandi avversari sono dentro i ministeri, sulla burocrazia, di chi vuole ancora vivere all'interno di quella burocrazia. E non è facile, è una lotta continua, ma ce la faremo, perché il risultato del referendum dell'anno scorso, come quello che è stato della Lombardia, il referendum cosa vuol dire? Vuol dire dare voce alla gente, non lasciare che un rappresentante politico vada avanti solo perché si sveglia la mattina e perché che fa consenso elettorale. Noi qui abbiamo preso un mandato, che è quello che i veneti vogliono, l'autonomia, e noi faremo l'autonomia, ora o mai più. Grazie. Tutto questo, tutta questa manifestazione, la posa del Leon è stata permessa perché c'è stato un gruppo di cittadini che si è preso la responsabilità e l'onere di decidere di avere il leone qui sulla rotonda di Trissino, ma c'è stata anche un'amministrazione che gli ha dato una mano per far sì che questo simbolo del Veneto sia posto all'interno e all'ingresso della Valle dell'Agno, per cui datemi una mano ad applaudire per tutto il lavoro che ha fatto il sindaco di Trissino, Davide Faccio. Grazie a tutti e buongiorno. Allora, innanzitutto per me è un'emozione oggi essere qui a inaugurare questo monumento con così tanta gente. Per noi altri dell'amministrazione comunale che sta volgendo al termine il nostro mandato, credo che questo sia un sogno che sta diventando ed è diventato realtà. Grazie a tutti i miei consiglieri che ho qui a fianco, soprattutto ad uno che chiedo un grande applauso perché lui sta sempre dietro le quinte, però vi assicuro che la mattina quando accendo il telefono alle 7 la sua prima telefonata è immancabile per ricordarmi tutte le cose che dobbiamo fare in comune e non solo. Prima è stato citato Ceranto Giovanni, ma nessuno lo conosce, Jansson. Perché senza nessuna verità politica, ma con grande amore per il suo paese e per il Veneto, lui 35 anni fa, non oggi, ripeto 35 anni fa or sono, aveva la bandiera del Leone di San Marco fuori da casa, perché magari oggi è più facile, ma 35 anni fa che voleva coraggio e soprattutto lungimiranza. Bravo Jansson! Voglio ringraziare tutti gli imprenditori, i liberi cittadini, tutti quanti, gli operai, perché questa statua non ha partecipato una schiera di persone, ma bensì un popolo, il nostro popolo trissinese, veneto, e che ne ha regalato questa statua qui a fianco. In questi giorni tante polemiche, tante cose scritte, mica preferisco il silenzio,
che ho preferito i fatti e oggi, permettetemi, ma qualche sassolino della scarpa me lo tolgo, perché credo che i veneti stessi, se non sanno amare, non sanno capire ed apprezzare questo simbolo, le persone che stanno di là, per me, noi siamo veneti, perché fare propaganda politica ci sta, parlare di problemi anche, perché il PFAS non è che sia solo un pensiero suo, è anche e soprattutto mio, perché molte notti mi sveglio e pensare a quale può essere la soluzione, non è che noi altri stiamo qua a dormire come qualcuno ha detto, e se non hai niente da fare, piuttosto che protestare in comune, che c'è tanto da fare, vieni là che vedrò sicuramente qualcosa da fare. Grazie veramente di cuore a tutti quanti, perché vedere così tanta gente, credo che le polemiche passano in secondo piano, in terzo piano, perché oggi che c'è una grande festa, qua dentro anche tanti colleghi, tanti sindaci che sono venuti ad omaggiare questa statua. Spero che questa sia la prima di una lunga serie, quindi cari colleghi datevi da fare perché dobbiamo in ogni paese avere un simbolo dei nostri eventi. Grazie a tutti e viva San Marco! Bene, ora è arrivato il momento clou della manifestazione, andremo a scoprire quello che è il leone marciano più grande al mondo. Vi ricordo che solo per motivi di sicurezza si potranno avvicinare alla rotatoria, quindi entrare, solo le persone che sono qui presenti sul palco, proprio per una questione di motivi di sicurezza. Volete? Ok, loro si avviano intanto e ci saranno anche la rappresentazione dei 3 eserciti storici, la Guardia Nobile di Verona, 7° Reggimento Niccolò Medin, Reggimento Martini Fanteria Imbarcata, 1° Reggimento Veneto Real. Viva!